Un'informazione di grande impatto ha appena attraversato l'Inghilterra e sta già iniziando a riecheggiare con forza a Napoli, riportando il Napoli al centro del mercato internazionale. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento strategico sul nostro amato club, portando retroscena, lettura dello scenario e dettagli che aiutano a capire cosa sta realmente accadendo lontano dai riflettori. Come sempre, l'impegno qui è separare il rumore dai segnali chiari di movimento. Quindi lascia un like, iscriviti al canale e resta con me fino alla fine, perché il tema di oggi riguarda paura. Rimpianto è una trattativa che può cambiare gli equilibri dei prossimi mesi. Direttamente dall'Inghilterra arriva un campanello d'allarme che non passa inosservato. Il Manchester United è preoccupato all'idea di cedere un altro grande talento al Napoli. Il motivo di questo timore ha nome e cognome: Scott McTominay. Venduto al club partenopeo circa un anno e mezzo fa, lo scozzese è diventato un pilastro del progetto. Protagonista di prestazioni decisive e uno dei simboli della conquista dello scudetto nella scorsa stagione. Uno scenario che oggi genera un profondo rimpianto a Old Trafford. È in questo contesto che entra in gioco il nome di Kobbie Mainoo. Secondo il quotidiano inglese Talksport, il giovane talento è uno degli obiettivi più ambiti dal Napoli per rinforzare il centrocampo. Tuttavia, la trattativa è tutt'altro che semplice. Il Manchester United mostra una forte resistenza a lasciar partire il giocatore, proprio per il timore di ripetere l'errore McTominay, cedere un atleta giovane, sottovalutato internamente, e vederlo esplodere con la maglia azzurra. Sempre secondo la stampa inglese, Mainoo avrebbe già preso una decisione importante dietro le quinte. Il giocatore, classe 2005, sarebbe orientato a lasciare i Red Devils nella prossima finestra di mercato invernale, e il Napoli rappresenterebbe la sua prima scelta. Questo nonostante l'interesse concreto di altri club di Premier League e anche di squadre provenienti da diversi campionati europei. Un segnale chiaro del peso che il progetto napoletano ha acquisito nello scenario continentale, soprattutto agli occhi dei giovani talenti in cerca di protagonismo e crescita reale. Il vero nodo riguarda la formula dell'operazione. Il Manchester United non vuole ripetere un modello che potrebbe ritorcersi contro il club in futuro. A Old Trafford è ancora vivo l'impatto delle prestazioni di McTominay a Napoli, tanto che oggi il giocatore viene visto come il simbolo di un'occasione persa. Per questo motivo, qualsiasi passo avanti per Mainoo richiede estrema cautela, clausole ben strutturate e, soprattutto, pazienza da parte del Napoli. Lo stesso Talksport sottolinea che l'affare è ancora lontano da una definizione e che tutto dipenderà dall'atteggiamento dello United, che continua a mantenere il pieno controllo sul futuro del calciatore. Questo scenario conferma che il Napoli è tornato a mettere in difficoltà i grandi club europei non solo sul campo, ma anche sul mercato. Il club non è più percepito come un semplice acquirente opportunista, bensì come una destinazione capace di trasformare carriere, valorizzare talenti e portarli al massimo livello competitivo. Questo spaventa, genera resistenze e rende le trattative più complesse. Esattamente ciò che sta accadendo ora con Mainoo. E adesso voglio sapere cosa ne pensi tu, tifoso del Napoli. Credi che il club debba avere pazienza e insistere per Kobbie Mainoo, nonostante tutta questa resistenza da parte del Manchester United? Oppure pensi che il Napoli debba cercare alternative sul mercato? Lascia la tua opinione nei commenti e discutiamone insieme. E se apprezzi questo tipo di contenuti fatti di retroscene internazionali, strategia e lettura del mercato, valuta l'invio di un super thanks per sostenere il canale e rafforzare ulteriormente questo lavoro.